appena terminata Ardor Lazzate Ponte Lambrese, 21esima giornata del campionato di eccellenza, finita 1-1. Siamo qua con Mister Stincone. Mister, questo 1-1, l'ennesimo pareggio, quinta partita senza vittoria. Come si fa per tornare a vincere? Gestendo meglio le partite, evitando di andare sotto in partite del genere, chiaramente poi le partite cambiano. Mi è sembrato per certi versi di vedere la partita con Castello che abbiamo fatto circa un mese fa qua in casa, una partita che comunque era in controllo, siamo andati sotto. Il primo tempo non mi è piaciuto più che altro la frenesia che abbiamo avuto una volta che siamo andati sotto, perché comunque la partita era ancora lunga da giocare, dovevamo essere calmi e tranquilli. In ogni caso siamo stati bravi a riprenderla subito. Nel secondo tempo secondo me penso che i punti meritassimo la vittoria, effettivamente, per il numero di occasioni avute. Un pareggio che fa guadagnare un punto, che non avvicina una delle squadre dei play-out da Ponte Lambrese. Si può dire che l'Ardor è lontana ormai dal rischio play-out o non ci accontentiamo ancora? No, finché la matematica non dirà che siamo fuori, dobbiamo giocare per fare i punti che ci servono per essere salvi. Appena finita Ardor Lazzate Ponte Lambrese, 21esima giornata del campionato di eccellenza. Siamo qua col preparatore Castagna, partita finita 1-1. Risultato giusto secondo lei? Abbiamo fatto un buon primo tempo, i primi 20 minuti dove avevamo avuto due occasioni importanti e la partita poteva andare in maniera diversa. Dopo l'Ardor ha preso piede e ha fatto una gran partita, quindi in merito all'Ardor noi strappiamo un punto fortunato perché nella seconda parte della partita abbiamo rischiato tantissimo, loro non hanno concretizzato. Ci portiamo a questo punto stretto, continuiamo con la nostra striscia positiva, però onore all'Ardor per la grande partita che ha fatto. Un punto che forse smuove poco la classifica, una vittoria magari avrebbe portato ossigeno e speranze in più per questa lotta play-out. Cosa ne pensa? Certo, la vittoria sicuramente era fondamentale, però ripeto, diamo continuità perché stiamo facendo un percorso difficile ma importante, stiamo facendo dei punti e fino alla fine ci crederemo per portare al raggiungimento di questa salvezza. Grazie mille. Grazie.